Dopo l'incontro sul web dei sindaci dell'Anci Veneto per discutere dell'accoglienza dei migranti, da Cartigliano, nel Bassanese, arriva la posizione ufficiale del comune, che lancia anche una proposta completamente nuova. Il primo cittadino, il parlamentare Germano Racchella, afferma di comprendere l'apertura del presidente dell'Anci Veneto, Mario Conte, all'ipotesi dell'accoglienza diffusa, ma la realtà è diversa. Purtroppo ci dobbiamo rendere conto che noi, soprattutto piccoli comuni, non abbiamo spazi disponibili, perché è giusto accogliere queste persone, però dare a loro anche un'accoglienza dignitosa. In sostanza non è un'accoglienza dignitosa ospitare i migranti in edifici dismessi, centri sportivi o scuole. In alternativa non vedo altro che eventualmente fare degli hub, ma degli hub controllati dove magari alla sera, perché no, insegnargli l'italiano, insegnargli delle regole, insegnare come si vive in Italia. Intanto Cartigliano ha lanciato un'iniziativa alla ricerca di cosiddetti volenterosi che si prendano cura della manutenzione del comune. Pensavo andasse meglio, anche perché si prendono 9 euro all'ora con i voucher INPS. Ci sono soltanto 2 universitari e un pensionato. Dunque mi auguro che anche altri abbiano quel senso civico di darci una mano. Non è pagare i volontari, ma è dare a dei volonterosi un piccolo, che si prendono un qualcosa per rendere migliore la nostra Cartigliano. Racchella ha avvisato anche il prefetto, vista l'assenza di personale, complice l'estate, per la manutenzione, ecco la proposta nuova. Io sarei disposto con il pulmino del comune andarmeli a prendere al mattino, logicamente in un hub qui vicino, e riportarli alla sera, purché mi facciano dei lavori nel proprio comune di manutenzione.